I nodi vengono al pettine per ACC e Ideal Standard, due realtà strategicamente rilevanti per i settori di competenza. La situazione si sta facendo pesante. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan non fa sconti. Nodi che vengono al pettine di una situazione che però ha una matrice dietro, è quella di una mancanza di politiche industriali dell'Italia per l'Italia. Il caso Ideal Standard sta sul tavolo regionale da 15 anni ed è seguito di concerto con il sindacato. Urge la presentazione di un piano industriale che l'azienda continua a nascondere mentre sposta pezzi di produzione all'estero. Quest'ultimo momento vede una preoccupazione forte che è condivisa da noi, da parte del sindacato con cui ovviamente sono in pieno contatto, perché alle parole rassicuranti di Ideal Standard non stiamo vedendo i fatti. Chiediamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ci convochi urgentemente. Noi vogliamo che Ideal Standard si prenda degli impegni, li onori, siano vincolanti. E intanto domani per i lavoratori dello stabilimento di Trichiana sarà sciopero, il primo di una lunga serie proclamata dai sindacati dopo le drammatiche assemblee di ieri. Al Mise, dove da pochi giorni si è insediato il neo ministro Giancarlo Giorgetti, è arrivata la lettera appello che il sindaco di Borgo Valbelluna e il presidente della provincia hanno scritto per ACC. Insieme si può fare di più e meglio, dice Donazzan. Però questo insieme ha bisogno di un Ministero dello Sviluppo Economico presente, che risponda, e noi non abbiamo il privilegio del tempo. Oggi ACC è legata ad una scadenza che è quella della finanza. C'è lavoro, perché Castro è riuscito a mantenere i rapporti con i clienti, che sono la cosa più importante. Ci sono le commesse, ma dall'altra parte abbiamo esaurito le forze finanziarie. Dico abbiamo, perché ACC è la nostra fabbrica. Severo il giudizio dell'assessore regionale al lavoro sul tempo perso in questi anni dal governo italiano. La domanda è: dov'è l'Italia? Cioè, dov'è il governo italiano? Oltre a trovare le soluzioni vincolanti presso il Mise, il governo italiano deve avere la forza di portare l'interesse nazionale sui tavoli europei. Io credo che a questo deve servire un personaggio come Draghi, altrimenti mi chiedo che cosa serva avere fatto scelte anche dolorose, anche difficili da spiegare, e poi non avere risultati.